Buongiorno e come sempre ben ritrovati con ore 13, siamo in diretta, avete visto anche dalla sigla, oggi siamo in veste salute e vi ricordo il numero telefonico per intervenire 049 49 06 054. Buon venerdì a tutti quanti, oggi parliamo di operatori sanitari, professioni sanitarie, che cosa devono migliorare anche questi operatori, quali sono gli sviluppi per queste professioni, come vengono poi impiegate nel territorio e dipende anche del territorio perché oggi siamo appunto con l'US 5 Polesana. Abbiamo il piacere di avere in studio con noi Cristiano Pelati, direttore professioni sanitarie dell'US 5 Polesana. Benvenuto. Il piacere di avere in studio con noi Paola Armaroli, responsabile organizzativo area territoriale distretto 2 Adria ULS 5 Polesana, ma non solo perché lei anche si occupa di cure palliative. Certo. Buongiorno a tutti. E il piacere di avere in studio con noi Maria Cristina Ghezza, coordinatrice del pronto soccorso dell'ULS 5 Polesana. Benvenuta. Buongiorno, grazie. E allora, siamo in apertura con questa trasmissione e questo, quello che sta succedendo nel Lodigiano, nella regione con termine alla nostra, ovviamente un po' di preoccupazione c'è perché insomma abbiamo visto anche scattare le procedure di messa in sicurezza di due interi paesi e ci sono queste persone ricoverate. Allora voi, lei come coordinatrice del pronto soccorso anche per quanto riguarda l'US 5 Polesana siete pronti, avete tutte le direttive del Ministero per affrontare un eventuale caso che speriamo non arrivi. È la speranza che abbiamo tutti naturalmente e la nostra azienda sempre prontamente ci ha dato le disposizioni delle normative ministeriali che poi sono state declarate tramite le disposizioni regionali e all'interno della nostra azienda ULS abbiamo un protocollo con procedure ben specifiche per sia in merito dell'accettazione, no? Nel momento dell'accettazione dei pazienti che si presentano nel momento del triage e sia anche se per caso arrivano dal territorio, quindi ci sono dei percorsi ben definiti. In questi termini la nostra azienda subitaneamente poi ha dato anche le informazioni non solo all'interno, quindi con protocolli e procedure interni alla nostra azienda, ma anche ad una conferenza dei sindaci, quindi andando anche a dare le informazioni principali al sindaco, ma anche all'interno delle scuole e poi anche all'interno di quelli che sono anche i medici di medicina di base. Quindi diciamo che c'è stata una capillarità di informazione. E quindi io devo fare proprio sembra complimenti. Una settimana fa l'avete presentata assieme al direttore generale, poi mi ricordo c'era certo. pneumologia piuttosto che perché insomma sono momenti un po' particolari, non siamo abituati a queste situazioni, direi quasi da post prima guerra mondiale e ci fa insomma un po' di specie. Professioni sanitarie, quindi avete visto un medici in prima linea, ma non ci sono solo i cosiddetti camici bianchi, perché quando si muove un ospedale, quando si muove un territorio, un US, c'è una miriade di persone con professioni e qualità diverse che operano appunto al servizio del cittadino, al servizio dell'utente. Cristiano Pelati, direttore professioni sanitarie, dovremmo fare un elenco spaziale: fisioterapista, logopedista, l'ortottista, il terapista della neuro, della psicomotricità, il terapista occupazionale, l'educatore professionale e gli OS, cioè gli operatori sociosanitari. Lei, ma quanti ne coordina? Beh, in effetti guardando un'azienda sanitaria nella filiera dell'assistenza queste professioni occupano un ruolo non solo in termini numerici ma anche di contributo all'assistenza, alla riabilitazione, alla prevenzione e alla cura piuttosto importante. Di fatto in questo percorso di sviluppo delle professioni sanitarie stiamo lavorando in una filiera ospedale territorio molto importante, come già detto alla coordinatrice del pronto soccorso, la continuità ospedale territorio è determinante e tutte le professioni sanitarie stanno in un qualche modo mettendo a disposizione sia nel territorio che nell'ospedale le nuove e rinnovate capacità insomma, di far fronte anche alle nuove richieste, non solo emergenziali ma anche territoriali, ma anche di sviluppo di alcuni percorsi e progetti di cui è stato anche già in altre occasioni parlato, ad esempio l'autonomia dell'ostetrica nella gravidanza a basso rischio e non solo, quelli che sono i percorsi riabilitativi su cui stiamo lavorando anche alla luce della nuova programmazione ospedaliera che prevede anche un'implementazione e riabilitazione ospedaliera e territoriale. Le professioni sanitarie stanno assumendo una sempre più importante dimensione, non solo in termini numerici ma anche di capacità organizzative nei nostri
ospedare i nostri territori, e grazie ad un lavoro intenso che si fa anche settimanalmente con la Direzione Generale Sanitaria e con i direttori di dipartimento, si stanno portando dei risultati importanti, anche perché questa è un'azienda sanitaria e sociale. È di questi giorni, insomma, anche qualche convegno che riguarda le tematiche del sociale, su cui stiamo lavorando anche in ospedale, portando già l'assistente sociale all'interno del contesto ospedaliero per intercettare più precocemente possibile i bisogni, e sono con risultati molto importanti e positivi. E allora avete capito quante persone si muovono, non posso dire neanche dietro le quinte, perché le vediamo, sono operatori, sono figure professionali fondamentali, perché come abbiamo sentito anche dal direttore, nasce un bambino, è importante che ci sia il dottore, ma se non c'è l'ostetrica o l'ostetrico, insomma, per una donna cominciano a essere, tra virgolette, guai, perché l'ostetrica è proprio ormai preposta alla nascita appunto dei bambini da sempre. Ma Paola Armaroli, abbiamo una società, quella italiana, che sta invecchiando in maniera molto forte, ce lo dice anche, ce lo dicono i dati dell'Istat, ce lo dice comunque in generale l'Organizzazione Mondiale della Sanità, la popolazione a livello globale sta invecchiando. L'Italia è il paese più vecchio, tra i più vecchi al mondo, ci batte solo il Giappone, e il problema si pone da qui ai prossimi 30 anni, cioè una sfida, una programmazione, perché mentre gli ospedali vengono un po' ristrutturati e indirizzati per le situazioni acute, per chi sta male nel territorio e per chi vuole stare a casa sua, perché il paziente ha anche il diritto di stare a casa sua, certo, bisogna mettere in atto una serie di organizzazioni diverse, ed è un po' quello che fa anche lei, no? Sì, certo. Allora, se nel XX secolo noi abbiamo vissuto l'ospedale al centro della comunità, nel XXI secolo noi vediamo che c'è un sistema che sta lavorando. Io seguo la parte del territorio e tutti i giorni abbiamo dei professionisti qualificati che si recano a domicilio delle persone e prestano delle attività infermieristiche molto qualificate al fine di mantenere e stabilizzare il quadro clinico dei pazienti, e anche a tutte quelle attività per evitare tutti quei ricoveri certo, inappropriati e per consentire alle famiglie di tenere il proprio caro a domicilio. Anche nel suo caso, ad esempio, come territorio c'è proprio la persona che prende la macchina dell'USL, certo, e va direttamente a casa della persona, uomo o donna che sia ammalato, ma questo anche per i bambini, perché mi ricordo che in alcune USL dove c'è questa predisposizione si va anche dai più piccoli, proprio perché le mura domestiche sono un luogo molto rassicurante, e lì insomma si mettono in pratica, che sia l'OS, che sia l'assistente sociale, delle buone prassi affinché questa persona venga seguita bene. Infatti l'equipe territoriale è composta da più figure: abbiamo l'infermiere, abbiamo il medico di medicina generale, che comunque resta il responsabile quello che tira le fila di tutto. Poi abbiamo la figura dell'assistente sociale, perché tante problematiche sono legate anche a fattori sociali. Abbiamo anche all'interno delle varie figure professionisti, la dietista, piuttosto che il palliativista in caso, certo, delle cure palliative. Quindi ognuno per la propria parte si reca a casa a domicilio delle persone. Noi entriamo nelle case in maniera, voglio dire, con la mutua, quindi non è che il paziente, ma certo, cioè, non c'è niente a pagamento, non c'è pagamento, no, non c'è nulla, è un servizio territoriale, in questo caso dello 5 Polesana. Viene attivato dal medico di medicina generale, il medico di medicina generale trasmette il modulo a noi dell'assistenza domiciliare. Dopodiché si fa un accesso, perché tramite una visita si va a valutare da un punto di vista clinico, sanitario e sociale tutti i vari aspetti, e ognuno interviene per la propria parte. Allora, avete capito quindi quante persone si muovono all'interno dell'ospedale, non indossano il camice bianco ma indossano altri camici di altri colori, quante persone si muovono nel territorio per andare ad aiutare i pazienti che sono anche in difficoltà da un punto di vista motorio. Bene, torniamo dalla dottoressa Maria Cristina Ghezza, lei è coordinatrice del pronto soccorso. Allora io le dico un dato che è molto importante, no? La dottoressa già ha detto prima gli accessi impropri. Nel 2018, perché i dati del 2019 devono essere finiti di scrivere, ci sono stati 14 milioni e mezzo di accessi al pronto soccorso, e indicativamente un 50% di questi erano accessi bianchi, inutili,
perché probabilmente manca quella continuità territoriale, no, del medico che si prende la responsabilità di toglierti anche un punto, non è che devi per forza tornare al pronto soccorso o altre cose. Questo lei lo trova in linea con quello che può riscontrare da voi, riscontra da lei nell'USL 5 Polesana? Certo, sicuramente sì, ma diversi sono anche i motivi per cui appunto le persone accedono al pronto soccorso, soprattutto con problematiche minori, come diceva giustamente lei, dettate anche da una motivazione in cui verso il pronto soccorso trovano degli specialisti, hanno un percorso assistenziale quindi anche multispecialistico piuttosto che dal singolo medico di base, quindi diverse sono le motivazioni del perché poi arrivano in pronto soccorso. Questo effettivamente che cosa comporta? Comporta un numero di accessi di codici minori, l'abbiamo anche visto, infatti dall'anno scorso una strategia che abbiamo messo in campo è stata proprio quella di aprire un ulteriore ambulatorio di codici minori con un rapporto con i medici di continuità assistenziale, e questo ha fatto in modo che diminuiscano i tempi anche di attesa per questi codici minori, e non vada a inefficiare quello che potrebbero essere altri tempi di attesa, perché sempre il medico di un altro ambulatorio avrebbe dovuto prendere in carico. Questa strategia è stata adottata l'anno scorso e abbiamo visto appunto la riduzione dei tempi di attesa. Ci sono delle patologie ben definite da protocolli interni in cui sono stati declinati quelli che sono i percorsi avviati verso questi medici di continuità assistenziale, quindi un'ulteriore aggiunta di un ambulatorio di codici minori viene chiamato. Codici minori, certo. Anche perché poi non bisogna mai sottovalutare nulla di sti tempi, abbiamo visto insomma un po' di tutto. Certo. E tra l'altro poi il pronto soccorso è cambiato molto, no? Anche nella lettura dei codici, certo. e le persone si trovano davanti anche a una nuova sfida personale, perché erano abituati al vecchio triage. Prendo la telefonata da casa. Pronto, buongiorno, buon venerdì. Buongiorno, sono Franco da Udine. Buongiorno signor Franco. Elementare quel che devono fare gli operatori sanitari, farsi valere con il governo e far chiudere al governo tutti gli arrivi. Ad esempio a Trieste arrivano 30, 40, 50 extracomunitari al giorno, che poi da Trieste vengono a Treviso, Venezia e Udine. E se portano qualche malattia si diffonde in poco. Gli operatori perché si devono sacrificare praticamente a dare delle medicine quando si potrebbe già eliminare alla fonte questo? Vabbè, lei dice è meglio bloccare alla frontiera chiunque possa arrivare. Ma possibile che siamo così stupidini? Possibile. Allora, e poi signor Franco, e loro meglio curare che non prevenire, non lo so io, non riesco a capire. Signor Franco, grazie. Allora, Grazie. signor Franco, intanto medici, non medici, c'è sempre un giuramento, no, che viene fatto, e è un servizio sanitario nazionale, non guarda il colore della pelle, la dimensione degli occhi, il colore, ma si va da chi ha bisogno. Poi il resto ce lo racconterà la storia, la stiamo vivendo in maniera contemporanea, insomma fra 30-40 anni potremo tirare le somme se abbiamo sbagliato o no. 049 4906 054, ritorniamo poi con Cristiano Pelati sulle professioni sanitarie, perché c'è anche un concetto molto importante, quello di umanizzazione e innovazione, perché tutti siamo sottoposti, pensi presenti tutti, a continui corsi di aggiornamento. Torniamo dopo. Piso. Eccoci qui, siamo rientrati con la nostra diretta 049 49 06054. Se avete delle domande, dei quesiti, cosa pensate voi degli operatori sanitari che avete incontrato nel vostro percorso? Pensate che siano bravi, che abbiano quel giusto grado di umanità che devono avere, perché ormai insomma pretendiamo non solo la cura ma anche un aspetto che è quello fondamentale del take care, direbbero gli inglesi, del prendersi cura. E allora, Cristiano Pelati, queste professioni sanitarie sono professioni tante varie, non so, penso anche al logopedista, perché anche quello rientra all'interno, no, delle professioni sanitarie, che devono in un certo senso approcciarsi con un pubblico e con dei pazienti che sono diversi proprio per generazione, sono più informati,
forse pretendono di più, sono anche più rompini perché magari no, hanno il dottor Webb e quindi dicono il dottor Webb dice è facile. Sì. Beh, intanto il connubio tra umanizzazione, formazione e innovazione, come lei anticipava prima, è uno degli elementi su cui anche in termini organizzativi sempre di più ci dobbiamo confrontare. L'umanizzazione intesa in quanto tale è mutata nel tempo. Un tempo l'approccio con il paziente o comunque l'utente era un approccio molto più easy, più veloce o comunque era più collegato alla condizione di malattia. Oggi è un approccio all'insieme delle persone, della comunità, del luogo in cui questo è inserito, e questo si ribalta anche nella presa in carico sia in ospedale che nel territorio. Mentre prima si parlavano in passato di formazione che era mirata al singolo organo, alla singola patologia o malattia, oggi si parla di percorsi di assistenza. In questo senso l'azienda US5 sta facendo passi da gigante. L'anno scorso siamo diventati anche sede di un altro corso di laurea dell'Università di Ferrara. Abbiamo raggiunto circa 480 studenti, quindi per darle una dimensione noi abbiamo circa 1900 lavoratori del comparto, quasi 2000, e sono 480 gli studenti che frequentano comunque direttamente o indirettamente i nostri servizi. Ho misurato in questi giorni circa 60.000 ore di formazione sul campo, quindi da una parte quella, mi scusi la battuta, che richiederebbero le facoltà di medicina per non avere il numero chiuso e per accedere alle specialità. Sì. Lavorare sul campo aiuta, no? Come facevano una volta negli anni 70-80. Certo, no, vabbè, sicuramente anche in questi giorni il Ministro ha incontrato le federazioni degli ordini, le professioni infermieristiche, ma anche nella conferenza permanente ha incontrato le professioni. L'elemento esperienziale, o quindi la pratica sul campo e quindi l'affrontare casi concreti sul campo, è diventato un elemento che determina il valore e i risultati che noi stiamo acquisendo. Per darle anche qualche valore aggiunto, nei numeri dall'anno scorso o comunque dall'anno precedente, quando abbiamo attivato l'assistenza domiciliare 7 su 7 dalle 7 alle 21 nel nostro territorio, abbiamo attivato una filiera importante anche nella dimensione di postulato del territorio, abbiamo avuto un'esplosione percentuale di prese in carico e quindi i servizi sicuramente hanno dato una risposta importante. È ovvio che ancora c'è tanto da fare, non siamo assolutamente perfetti, anzi ci stiamo lavorando. Le professioni a cui lei faceva riferimento, logopedisti, tecnici neuropsichiatrici o di riabilitazione psichiatrica, sono in numero residuo. Abbiamo appena rifatto una dotazione organica con l'avvallo della direzione generale della regione, anche Veneto. C'è anche il tecnico radiologo, penso io. Sì, no? sulla radiologia in questo periodo abbiamo appena fatto un'implementazione importante, anche perché arrivano nuove tecnologie e ci sarà un investimento importante in tecnici di radiologia. Tutti stanno avendo comunque in questo percorso che stiamo portando avanti uno sviluppo importante sia in termini numerici che di risultati che anche di impatto sui cittadini e sugli utenti. Allora, pensate, queste professioni sanitarie, il 40% di queste professioni sanitarie sono proprio assorbite all'interno degli ospedali, sono proprio addetti prevalentemente alle professioni sanitarie e di queste una categoria molto importante è quella infermieristica e quella dell'ostetricia. Allora, per quanto riguarda invece la dottoressa Armarolli, l'Osservatorio Nazionale della Rete sulla Salute nelle Regioni Italiane ci racconta che quasi il 40% della popolazione nel nostro paese, quindi 24 milioni e mezzo di persone, hanno malattie croniche. E allora la cronicità è una sfida importante in un territorio che sta invecchiando come tutto il resto d'Italia. Allora voi la cronicità come l'ha affrontata, ad esempio? Allora, noi stiamo mettendo in atto diversi progetti proprio per affrontare la cronicità dei pazienti. Abbiamo un territorio molto vasto, abbiamo degli abitanti che la maggior parte superano i 65 anni. Solo l'anno scorso abbiamo seguito 4.400 utenti e sono stati fatti circa 230.000 accessi agli abitanti della nostra US5. Per quanto riguarda la cronicità, noi stiamo mettendo in atto un progetto con le medicine di gruppo integrate con una presa in carico
da parte di queste medicine di cura integrate attraverso dei percorsi diagnostici terapeutici territoriali, per quanto riguarda il diabete, piuttosto che lo scompenso cardiaco, piuttosto che l'ipertensione arteriosa, è quella che dà in là tantissime altre patologie. Infatti purtroppo. la maggior parte della popolazione dai 45 ai 65 anni soffre di ipertensione arteriosa, per prendere una fascia, e magari queste persone sono quelle che utilizzano tantissimo delle risorse sanitarie, ad esempio magari usufruiscono del ricovero e magari poi vengono lasciati nel territorio senza più essere seguiti. Quindi prendere in carico questa fascia di persone è fondamentale, perché queste poi non passino a diventare poi cronici. E quindi hanno un impatto importante poi sul sistema sanitario nazionale, perché forse la cosa che più insomma, ci ha colpito in maniera positiva della telefonata di prima è che prevenire è meglio che curare, e mi sembra che il Veneto, con la sua organizzazione sanitaria e le varie usi di riferimento, lavori molto anche sul concetto di prevenzione, offrendo anche quindi questi servizi, giusto dottoressa? Sì, ecco. Io prendo una telefonata, intanto dico al dottore non si sbatte i fogli sul microfono, perché poi a casa sento un tuk e pensano che sia il suo cuore che è impazzito durante la diretta. Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Giusy, adesso io. Buongiorno Giusy, sta bene? Maria Verdide, basta che tu mi lasci parlare, perché mi sono scritta tutto, altrimenti mamma mia, ha un elenco. Se tu ti metti in mezzo è venerdì, deve avere un elenco piccino, Giusy, no, dica. Sì, no, non è tanto un elenco, no. Ho sentito adesso il telegiornale e anche sull'ANSA che la Guardia di Finanza a Ostia Lido, all'ospedale Grassi, hanno denunciato 141 fra medici e paramedici per visite preferenziali di 523 tra parenti e amici, e con accertamenti diagnostici completamente gratuiti, senza seguire le ordinarie liste d'attesa. Credo veramente che poi si allungano i nostri problemi, e spero proprio che la finanza faccia il suo dovere con questa allungaggine dei nostri problemi, perché siamo stanchi. Oltre che hanno le visite preferenziali gratuitamente, sicché i nostri soldi che paghiamo di tasse dove sono? Grazie. Grazie signora Giuseppe, questi non è che sono migranti che sono arrivati da Trieste, dal confine, questi sono italiani furbetti, questa cosa non fa piacere, qui è una questione di deontologia, è una questione di professionalità, certo capita, probabilmente è capitato, però non dovrebbe proprio succedere, e che almeno, dice la signora Giussi, capisco che puoi essere la figlia di, l'amico di, ma almeno pagati la prestazione, questo è fondamentale. E proprio questo, il problema di pagare la prestazione, è la causa dell'intasamento ad esempio anche dei pronto soccorsi, perché una persona non trova una risposta perché le liste d'attesa sono lunghe, allora dice sai cosa c'è? Che devo farmi, non so, un attacco, ho una paura bestia di avere qualcosa di veramente brutto, vado al pronto soccorso e sono sicura che prima o poi mi faranno tutto. È un po' così che succede, una volta su 4, dicono le statistiche nazionali. Purtroppo sì, capita anche questo, e questo è quello che fa fronte a che cosa poi ha una lista d'attesa che diventa un po' lunga, un po' tanto anche lunga, perché comunque la cosa però essenziale che mi preme appunto sottolineare è che nel momento che il cittadino mi arriva, perché il primo punto di accoglienza e di valutazione è proprio l'accettazione del triage tramite una metodologia infermieristica in cui trova un infermiere che è competente perché è preparato, ha effettuato un corso, ha acquisito le competenze con un corso regionale, quindi con un'attestazione regionale, e anche deve avere almeno 6 mesi di esperienza di pronto soccorso con un BLSD. Questo perché? Perché c'è proprio una metodologia che è step by step quando uno arriva in accettazione, per fare che cosa? Per dare una priorità di visita, e mi collego a quello che lei mi stava dicendo.
perché abbiamo delle normative ben precise che sono sia nazionali, perché c'è stato anche a livello di nel 96 Istituto Regioni che l'hanno delineata, sia anche a livello delle normative a livello nazionale e soprattutto con la raccomandazione ministeriale per noi numero 15, ma anche delle delibere regionali che governano questi codici di priorità di visita. Questo perché? Perché è vero che il cittadino arriva perché vorrebbe, desidererebbe, quindi in breve tempo e con una spesa minima fare quello che sono le più indagini diagnostiche e a tempi anche corti. Questo purtroppo è un segnale un po' negativo, nel senso che comunque poi va a inefficiare quelli che sono i tempi d'attesa, dicevo prima, a rischio di che cosa? Di altre persone, perché di altre persone che l'approccio al caso viene magari ritardato perché è in lista per essere chiamato nell'ambulatorio. Questo, insomma, il medico di pronto soccorso quando arriva nell'ambulatorio, comunque ci sono delle prestazioni specifiche che si possono fare solo in pronto soccorso. Tante altre indagini diagnostiche non rientrano nel percorso del pronto soccorso perché sono di urgenza e di emergenza. Certo, e allora il problema è sempre poi la medicina territoriale, no? Che è un po' latita in tutta Italia, perché si sentiva sempre parlare, no, di questa medicina di continuità che alla fine fa anche fatica a partire. Io devo andare in pubblicità, poi ritorniamo 049 49 06 054 e commentiamo anche la telefonata della signora Giusi che ci ha chiamato sul fenomeno del senso di responsabilità che tu hai soprattutto quando ti approcci ad una professione sanitaria. Il rispetto della regola vale per tutti. Torniamo dopo la pubblicità. Treviso. Eccoci qui, siamo rientrati con la diretta 049 49 06 054, siamo con l'US 5 Polesana. Durante la pubblicità si parlava proprio della penuria di medici, cioè insomma bisogna anche raccontare cosa ci raccontiamo, così siamo ancora più veri, ed è un problema molto serio, ma il problema serio, come ha riscontrato questa signora che ci ha chiamato, la signora Giusi, è anche la regola, la professionalità, la deontologia, che tu sia un medico o no, quando ti occupi di una professione sanitaria tu la devi avere, sempre. Giusto? Sì. Come si trasmette ad esempio questa? No? Lei coordina 2000 persone, cioè lei dice Mario mi raccomando domani non favorire tua mamma, insomma. Luisa mi raccomando, come fa? Beh, allora intanto sicuramente la responsabilità è un concetto che va al di là di quelli che sono i fatti, diciamo, che vengono portati alla cronaca. Responsabilità è anche sentirsi allora, scusi, do un'informazione, dalla regia mi dicono che ci sono 6 persone contagiate in Lombardia da coronavirus, cioè l'abbiamo data insomma come notizia che sta uscendo, certo. Guardo anche la dottoressa del pronto soccorso, quindi sì. La professionalità non è solo determinata insomma, da questi eventi spiacevoli, e la responsabilità, come dicevamo, deriva anche dalla capacità stessa del singolo di sentirsi portatore di valori, di buonsenso e soprattutto la chiamerei di quella che si definisce etica, ma soprattutto un'educazione organizzativa e anche nel sapere stare in un mondo complesso, perché ormai questo è. Perché noi dobbiamo pensare che ormai non assistiamo più solo le persone di una certa tipologia, di tutte le razze, di tutte le lingue, di tutti i credo e anche e soprattutto che hanno esigenze le più diversificate. Quindi essere responsabili oggi significa aprire non solo le braccia, ma anche a volte la mente e il cuore a situazioni che sono non solo più di tipo sanitario, ma anche sono sociale, ma anche di presa veramente in carico del problema. Le responsabilità su questo, in una logica generale, anche il governo, ma anche le leggi stanno sempre di più lavorando sulla individuazione di quelli che sono i margini delle responsabilità tra le professioni sanitarie e le altre, diciamo così, non professioni di tipo medico, della dirigenza medica. Nella fattispecie giocano un ruolo determinante le regioni, anche le aziende. Il caso a cui faceva riferimento prima la signora, che ovviamente non conosco, da anni, anche in Veneto, così come in Emilia Romagna, ma anche in azienda U5, il governo delle liste d'attesa, il controllo mensile, se non
quasi quotidiano di quelli che sono l'andamento delle prestazioni dell'erogato e degli specialisti presenti è uno dei temi più importanti. Quindi che si avete scontra... un feedback mensile, sì, un report quotidiano sull'operato, il fatto per matcharlo, per metterlo a confronto con quello che è poi magari la lista d'attesa o il numero di visite effettuate o quanto, non so, penso il tecnico radiologo abbia effettivamente utilizzato quella macchina. Perché poi le professioni sanitarie perché sono così importanti? Ce lo spiegava proprio un suo collega dell'U5 Polesana, perché lui, per quanto possa essere un bravissimo pneumologo, se non ha un tecnico radiologo bravo che gli fa un ottimo esame, una diagnostica per immagine molto completa, dice per me è come non avere nulla in mano, quindi anche lì si risparmiano molti soldi. Sì, quello che lei sta dicendo è lo sviluppo di queste professioni ha fatto sì che sia maturata una consapevolezza nel lavorare in squadra, in gruppo, per cui si sta via via sgomberando il campo da quello che era un concetto di separazione tra ruoli, si sta sempre di più lavorando in team. Questo in particolare le nostre due coordinatrici presenti rappresentano i grandi luoghi in cui i team fanno il valore aggiunto, perché non c'è più solo il ruolo del medico ma anche delle professioni sanitarie e sociali, ed è lì che effettivamente il senso di responsabilità e di presa in carico viene fuori. E questo diventa importante, quel prendersi cura che purtroppo l'80% dei casi in Italia è deputato poi praticamente alle famiglie, perché non tutti magari riescono ad accedere alle professioni sanitarie di varia natura e c'è poi il problema poi della solitudine della persona anziana, perché come abbiamo sentito nel nostro paese ci sono quasi, se non ricordo male, vado a spanne, quasi 8 milioni e mezzo di persone che vivono da sole, non single per scelta, ma perché magari non si sono sposati, sono rimasti vedovi, vedove e quando uno è da solo deve appoggiarsi a al distretto di riferimento, perché poi i servizi ci sono. Mi dicono dalla regia che è stato chiesto al comune di Casalpusterlengo e poi all'altro, chiedo comunque alla regia perché mi sono scordata, adesso me lo dicono, vabbè, comunque di restare possibilmente a casa, quindi il Ministero si sta attivando, di Codogno e Castiglione d'Adda, sono 3 i comuni ai quali è stato chiesto ai cittadini di rimanere possibilmente a casa, quindi sono stati sottoposti in quarantena, poi insomma se abbiamo aggiornamenti noi ve li diamo. Eccoci qua, allora 04949 06054 Paola Armarolli, abbiamo sentito appunto Pelati raccontarci il problema della gestione del personale, ma poi il problema di andare ad affrontare le sfide nel territorio, quindi un welfare difficile che è deputato preferibilmente alla famiglia quando c'è poi il problema di andare a raggiungere le persone nel territorio. Queste persone, da voi, il vostro territorio è lunghissimo, molto vasto, è uno dei territori più dilatati, quasi proprio un disco, molto vasto. E quindi va dalla zona insomma, della bassa, del basso zona Veneto, di Porto Tolle fino a su, di Castelmassa, Verona, che confina poi con la zona con le voci limitrofe di Verona, poi abbiamo anche con la Lombardia, confina addirittura. E quindi è molto vasto. Voi pensate la coordinazione di dire oggi c'è una persona che sta nell'ultimo paesino di riferimento e lì ci devi mandare qualcuno perché ha bisogno. Certo, noi lo dobbiamo raggiungere, noi abbiamo 3 nuclei di assistenza domiciliare, ne abbiamo una a Trecenta, una a Rovigo e una ne abbiamo ad Adria. Sono coordinate da 2 coordinatori e quando arriva la richiesta da parte del medico di medicina generale sono divise per territorio, le nostre infermiere poi hanno una buona conoscenza del territorio, sono divise per territorio, quando arriva la richiesta del medico di medicina generale si fa un accesso, che praticamente l'accesso è una visita, una valutazione che si fa a domicilio della persona e lì quando si va in casa, intanto si va sempre con le dovute maniere perché andiamo noi operatori sanitari a casa delle persone, quando si va a casa si fa una valutazione globale, perché è inutile dirlo, ma gli occhi controllano un po' tutto. Ma quindi l'infermiera in questo caso che va a casa può predisporre, no, è un quesito che magari qualcuno a casa si può porre, l'arrivo di un assistente sociale piuttosto che del logopedista, piuttosto che di un OSS, di un operatore sociosanitario?
comunque c'è sempre il trade union, sempre con il medico di medicina generale. Lo ribadiamo sempre, il medico di medicina generale è il nostro riferimento per quell'assistito, per la famiglia. Quindi noi ci rifacciamo sempre a lui e comunque viene fatta una valutazione, si riporta sempre al medico e dopodiché si parla con la famiglia, si cerca di creare un dialogo. Non si possono mandare le figure così a casa della persona e trovarsi, non so, l'assistente sociale in questo caso che fa sempre un po' paura. La dietista. Allora, si rilevano i bisogni e in base ai bisogni vengono inviate le figure. Certo. Perché poi una persona, insomma, entra a casa sua, c'è la sua privacy, ci sono tutte le cose che uno ha a casa, certo. Magari l'assistenza sociale viene sempre vista un po' strana perché lei dice che poi magari l'assistente sociale mi tengono male, bene, insomma per la famiglia è un impatto, no? Però è anche il momento di sfatare un po' la figura dell'assistente sociale perché l'assistente sociale dà molte informazioni anche per quanto riguarda ottenere l'invalidità civile, certo. piuttosto di determinate documentazioni. Per quanto riguarda i dispositivi, no? Se ha bisogno di un letto di un certo modo piuttosto di un certo altro. Ogni figura, ogni operatore può dare queste indicazioni anche per quanto riguarda gli ausili e tutto il resto. E poi quattro occhi vedono meglio di due, da una sbirciata si rende conto se sta seguendo bene, se gli stanno dando le medicine, se sta prendendo le medicine, perché un problema grossissimo poi è quello della somministrazione della terapia, perché sappiamo bene che il 60% delle persone non segue la terapia neanche per iscritto. Io prendo la telefonata. Pronto, buongiorno. Pronto, buongiorno. Dottoressa, vorrei non dire il mio nome, ma vorrei chiarire. Io ho avuto il marito che è morto purtroppo di blastoma. Venuto a casa dall'ospedale mi hanno mandato la regione un letto rotto. Non ho visto nessuno. All'ospedale aveva il flebo 24 ore. Sono andata a casa con qualche pastiglia. In 10 giorni sono andata 4 volte al pronto soccorso di notte perché se una persona grida di male con una pastiglia non glielo puoi togliere. Non ho mai visto un operatore sanitario, faremo, vedremo, andremo. Il letto non me l'hanno cambiato e un vicino di casa è venuto a aggiustarmi. Alle 4 della mattina una notte ho chiamato a Croce Verde perché mi aiutasse che mio marito non mi cadesse dal letto perché era pesante. Io sono magretta e a 90 kg non riuscivo. Sulla carta è scritto, ma dopo dovete interrogare noi familiari, perché noi non ci possiamo sostituire ai medici, non abbiamo le competenze. Quindi quando ci mandano a casa purtroppo questi nostri ammalati, che alla fine cosa dobbiamo fare? L'amore c'è ma non basta. Noi non sappiamo le dosi, questo, quello, e quando vengono qualche volta sti operatori, anche da mia sorella che stava morendo, gli ha messo un flebo, non era entrato e il flebo è andato tutto sull'asciugamano e mia sorella gridava di male. Signori, l'assistenza deve essere non col tempo, con questo, con quello. Volete fare sto servizio? Fatelo, ma interrogate noi familiari cosa subiamo, cosa abbiamo di dolore per queste case. Allora signora, è chiaro il suo punto di vista, da che distretto chiama anche per sapere l'USL di provenienza? No, signora. Vabbè, no. non lo diciamo. Comunque, vabbè, quindi comunque lei dice, se li fate venire a casa, però magari chiedete anche a noi come stiamo, come non stiamo e c'è bisogno di un supporto. Io devo andare in pubblicità, porti pazienza. 049 49 06 054, poi io mi riallaccio a questa telefonata con la dottoressa Maria Cristina Ghezza perché ha sentito 4 volte, l'ultima settimana ha fatto 4 accessi al pronto soccorso perché non ha trovato evidentemente la risposta di cui aveva bisogno. 049 49 06 054, noi torniamo dopo la pubblicità con l'US 5 Polesana, dopo. Riso.
noi siamo rientrati con la diretta 049 4906 054. Queste professioni sanitarie stanno cambiando nel tempo, stanno subendo una evoluzione importante perché sono cambiate anche, si direbbe in inglese, il front office, cioè la persona con cui ti rapporti è diversa, non è più quella persona di una volta che magari era un po' più tranquilla anche quando incontrava il medico e lo ascoltava un po' di più. No, ci sono molte persone battagliere che pretendono il servizio perché pagano le tasse e dicono io voglio questo servizio. E allora ha chiamato la signora di prima, la quale poi ha sottolineato questo problema, ma come mi è stato ricoverato e aveva 24 ore su 24 la flebo, è tornata a casa, mi ha dato delle medicine, però poi dopo, quella settimana prima del decesso, ho dovuto fare 4-5 accessi al pronto soccorso perché insomma non sapevo come affrontare la cura di mio marito, la vita e la malattia. Certo. È caduto, se lo Allora, rimettiamo. la cosa importante è che i riaccessi per quanto riguarda il pronto soccorso sicuramente in un paziente così fragile, no? In questo momento potrebbe essere anche dovuto a un cambio repentino di quelle che sono comunque anche le condizioni dell'utente che ci arriva, soprattutto per le condizioni che diceva la signora. Questo noi lo vediamo anche, ci capita spesso una cosa di questo genere, perché in base a una determinata patologia che alla fine diventa anche cronica, stiamo facendo un lavoro con la direzione delle professioni sanitarie perché abbiamo proprio buttato l'occhio su quelli che sono quei riaccessi che magari in maniera quasi quotidiana per qualcuno rientrano nel pronto soccorso oppure che mi rimangono appunto in stanteria. Stiamo notando questa cosa, stiamo facendo insomma una previsione di un nuovo progetto per capire quali potrebbe essere il percorso terapeutico migliore, no, per questa tipologia di pazienti. In merito alla fragilità e talvolta anche spesso ci capita ultimamente, soprattutto per un problema sociale, perché anche questo, no, lei l'ha detto prima, esattamente, anche la signora prima diceva, c'è proprio questo aspetto. Ha chiamato la signora la Croce Verde di notte Bravissimo. Perché Magretta, una signora insomma magari di una certa età, non riusciva a sistemare il marito sul letto. Esattamente, quindi noi riscontriamo questa difficoltà proprio, no, sociale, ma sociale perché diversi sono gli aspetti sociali, ma perché in questo contesto la famiglia non è preparata. All'interno dell'azienda ULSE 5 è stata predisposta una centrale operativa territoriale in cui e con una figura poi preposta anche da un mese circa, vero dottor Pelati, proprio preposta dalla segnalazione fatta da noi magari da pronto soccorso o dai reparti anche di degenza, quindi vengono segnalate queste difficoltà che possono avere i familiari. Quindi questa figura viene, per quanto ci riguarda dal pronto soccorso, una volta che noi segnaliamo il caso, la figura preposta viene e cerca di codificare, di interpretare quelli che sono i bisogni, perché i percorsi assistenziali sono diversi, sono molteplici, e quindi cerca di soddisfare questo loro bisogno. Sia che poi ci sia un percorso di dimissione, ossia che poi il nostro utente che è nella nostra osservazione breve e che poi sia indicato il ricovero, lo segue poi nel momento nel ricovero di pertinenza. Insomma, ecco. Avete capito come lavorano? Perché poi prima si parlava, no, equipe multidisciplinare, ma l'equipe, il team, tutto insomma deve ruotare attorno ad una persona sulla quale si fa la personalizzazione proprio di un percorso di vita diciamo sanitaria. 049 4906 054, pronto, buongiorno. Sì, signora, buongiorno. Buongiorno. Sono la signora Lili della provincia di Treviso, non voglio dire il paese. Non so se sbaglio, ma penso perché mi sono collegata adesso con voi. Prego. Allora, ascolti, io ho avuto 2 urgenze, una la settimana scorsa all'ospedale di Castelfranco e una questa fatalità all'ospedale di Montebelluna. Io chiedo questo, gli operatori, non so se sia un operatore o un infermiere che ti accettano al pronto soccorso, hanno la divisa viola, io non ho chiesto, però mi sembra che non siano, cioè, di competenza, capito? Voglio chiedere se questi che ti accettano al pronto soccorso, perché quando siamo arrivati mi hanno chiesto, cioè, la carta che avevo in mano, cioè... Però non ho capito se era un infermiere professionale o un operatore.
Quindi lei vuole sapere se lei voleva sapere, ho fatto 2 accessi in 2 ospedali diversi, ho avuto la sensazione in entrambi gli ospedali di avere davanti una persona non preparata. Ascolti, sì, non preparata, perché fatalità in quel momento che ero a Castelfranco è arrivata una signora che io conoscevo da anni e l'ho vista proprio a quel momento, è stata accettata da questa, che non so se sia infermiere, come le ripeto, e l'ha fatta sedere. Questa signora l'ho vista lunedì scorso, abbiamo parlato assieme, stava male, suo marito l'ha scaricata, ha portato via la macchina, è rientrato e si era messo in fila. Ho detto io, no, devi andare avanti subito perché lei sta male, Certo. ho detto. È morta lunedì scorso. Mamma mia, allora signor Cosa ci racconta? Allora io intanto la ringrazio, cerco di farle dare una risposta, anche perché manca pochissimo alla fine di questa puntata. Dottor Pelati oppure la dottoressa, chi dei due si sente di dare una risposta? Se posso... perché la dottoressa ci ha rassicurato sul compito fondamentale del triage. Indipendentemente dal colore del camice, sono comunque professioni sanitarie, no? Allora, da tantissimi anni, ormai penso da più di 25-26 anni, mi sembra la legge sia del 94 sul sistema di emergenza sanitaria che istituisce il 118, già da allora è stato codificato quello che viene definito il triage e quindi quel momento valutativo all'ingresso in un pronto soccorso, e già da allora si sono susseguite sia a livello sia nazionale che regionale che anche delle singole aziende norme che prevedono espressamente una persona che sia un infermiere con una formazione idonea, che segua dei protocolli codificati. Quindi è un infermiere del pronto soccorso, non è prestato da chirurgia plastica. Nella dinamica dell'esposizione della telefonata, intanto bisognerebbe capire in che pronto soccorso siamo, dove siamo arrivati. Ha detto a Castelfranco e in un altro. Sì, sicuramente la valutazione professionale, quindi la valutazione dei segni, sintomi della condizione è fatta in ormai tutta Italia al triage, e penso proprio che sarà così, perché altrimenti i requisiti di accreditamento e strutture sanitarie verrebbero meno. È fatta da un infermiere formato, deve avere almeno 6 mesi di esperienza in pronto soccorso, deve fare una formazione certificata e usa un software, che ha anche un software in cui inserisce dati, in cui sono impostati degli algoritmi e quindi dei sistemi, diciamo, decisionali, per cui il codice viene impostato o viene suggerito quasi automaticamente. Quindi lui inserisce febbre, no, paziente arrivato a piedi, sì, è vigile, sì, risponde, inserisce queste informazioni. Una serie di elementi che, oltre alla propria formazione, fanno sì che possa definire un codice di priorità di accesso. Laddove i pronto soccorsi, tra l'altro, hanno una numerosità di un certo tipo, non solo c'è questo triage d'accesso, come a Rovigo c'è anche il triage avanzato, c'è un secondo infermiere che è formato per rivalutare la condizione di gravità. Questa è una cosa che ad esempio anche in Veneto è stata adottata attraverso un percorso di formazione regionale importante. Allora, avete capito quindi quanta preparazione, quanta formazione in queste professioni sanitarie, che sono davvero tante e diverse. Mi sa che noi abbiamo esaurito il tempo a disposizione, volevo solamente, sì lo so, è così, perché siamo già fuori dei nostri tempi. Senta, dottoressa Ghezza, anche voi avete affisso, lei ce l'ha portata una locandina, noi la vediamo in bianco e nero, in realtà è colorata di rosso, che è il 1500, lo ricordiamo specialmente nella giornata di oggi, è relativo a che cosa? Tutte le persone che rientrano? Tutte le persone che rientrano da un viaggio in Cina, ok? Quindi questa volta bisogna che dicano anche dall'Italia. Quindi adesso vediamo che quindi le raccomandazioni che vengono date sono proprio queste, quindi al ritorno dall'Italia, se nell'arco temporale delle 2 settimane si dovesse presentare quella che è una sintomatologia che possa essere tosse o cose di questo tipo, il riferimento comunque è sempre il medico di base. Il consiglio però maggiore che viene dato è questo: in ritorno come dicevo, da questa regione
e poi anche che magari si siano frequentate delle persone che abbiano avuto una positività proprio conclamata quindi di coronavirus, il consiglio è quello di fare un isolamento, viene fatto un isolamento a casa, viene chiamato fiduciario, in cui il paziente tramite il medico di medicina generale, quindi il medico di base che contatta il nostro ufficio sulla prevenzione, viene fatto proprio un controllo attivo, viene chiamato, quindi della temperatura e via. Qualora invece, e quindi si consiglia di rimanere in casa, mettere una mascherina, non essere proprio a contatto diretto con persone, non starnutire, non tossire, 2 metri di distanza, giustissimo, 2 metri di distanza è già una misura di sicurezza, perché il contagio viene proprio con le goccioline di fluge. Abbiamo capito, e purtroppo adesso devo chiudere, però quelle Scusi. mascherine, diciamo, che noi vediamo non fermano il contagio, ci vorrebbero quelle di quella marca con il filtro specifico, allora, questo ce l'hanno insegnato un po' i virologi. Se si è vicino, perché quindi io vado a contatto con la persona che quindi ha già la positività per il coronavirus, ma se mantengo anche la distanza già mi tutela con la mascherina. Chiudiamo con, speriamo insomma, che almeno queste persone che risultano contagiate insomma, possano guarire anche in maniera molto veloce. Abbiamo visto quanto è dura e lunga questa malattia. Intanto oggi vi abbiamo un po' raccontato di quanto siano importanti gli operatori sanitari, queste professioni sanitarie che non indossano il camice bianco, ma che diventano fondamentali e fondanti proprio per tutta la struttura sanitaria e delle USL. Grazie a Cristiano Pelati, direttore professioni sanitarie dell'USL 5 Polesana, per essere stato con noi. Grazie a Paola Armaroli, responsabile organizzativo area territoriale distretto 2 Adria dell'USL 5 Polesana, e grazie a Maria Cristina Ghezza, coordinatrice del pronto soccorso dell'USL 5 Polesana. Grazie a chi ci ha guardato, chi ha telefonato, chi ci guarderà in replica. Noi torniamo domani con ore 13. Arrivederci.